meso. Passiamo alle micro, che sono quelle che sono piccolissime, così 1 millimetro, che però vengono in qualche modo recuperate e poi i pesci le mangiano, e alle nano, che invece non vediamo se non abbiamo il microscopio. Questi sono gli organismi microscopici unicellulari che le mangiano, eccetera, e poi vengono mangiati dai pesci e poi alla fine ce li troveremo anche noi, ecco, nel piatto. Questo qua è il panorama. Infatti la Ecco, la domanda è questa, ci troviamo noi. Naturalmente quelli che non vediamo non sappiamo, quelli che vediamo di solito sono grandi negli organi digerenti, noi per fortuna mangiamo la carne del pesce e non il resto, però comunque sono lì e si vedono. Sono lì, lo studio fatto, che ho citato, fatto un anno fa circa in Adriatico, sulle sogliole, l'80% delle sogliole hanno almeno un pezzo e molti di più hanno almeno cioè un po' di meno, 2 pezzi di plastica almeno. E adesso gli studi continuano, c'è un coordinamento di questi studi in tutto l'Adriatico e continuano a trovare ovviamente plastiche, perché il plastico sempre di più, perché sappiamo che noi le buttiamo sempre di più nel mare, si degradano, eccetera. Allora, come esempi di strani, allora, recentemente ho fatto una raccolta per fare poi un display didattico per le scuole, quindi ho preso un campione di tutto quello che ho trovato. Allora, intanto c'è una bella scarpa quasi nuova, così grande, c'è una scarpa intera. Poi l'anno scorso abbiamo trovato un intero pallet nuovo, un pallet di legno, di quelli dei container, nuovo, che era caduto nel porto di Trieste e è arrivato sulla spiaggia. Dopo un po' è sparito, qualcuno l'ha preso e l'ha fatto a pezzi per fare un pallet intero, dove troviamo ogni volta, stavolta 3 boe grandi così, pesantissime, che evidentemente si staccano dalle mareggiate e finiscono in mare. Poi ovviamente troviamo una quantità incredibile di imballaggi, quello che si trova di più come quantità, e non solo da noi che abbiamo gli allevamenti di mitili, no? Ma anche nel sud Italia, per esempio, sono le cosiddette calze, che sono le plastiche, le reti di plastica in cui vengono allevati i mitili. E questi in passato venivano buttati in mare, adesso vengono, diciamo, consegnati, raccolti, e il mare, il fondale è pieno di queste calze, per cui noi 5 anni fa abbiamo cominciato a fare questo censimento e c'era la spiaggia letteralmente ricoperta di queste calze, abbiamo trovato 10 sacchi di roba. Poi adesso quest'anno 4, per cui sempre meno, diciamo, però comunque sono sotto i sassi, sotto la terra, perché sono arrivati molti anni fa, sono finiti sotto, adesso uno scava li trova, no? Poi ci sono una quantità enorme di frammenti di polistirolo. Il polistirolo sono quello espanso, che sono le cassette dei pescatori. Quelle cassette, purtroppo, quando i pescatori sono in mare, col vento finiscono in acqua, si frammentano e alla fine noi troviamo o pezzi, diciamo, grandi da così a così, oppure troviamo addirittura l'ex pezzetto così, che sono 100-200 pezzettini, palline di polistirolo, quindi non riesci neanche più a raccoglierle. Io ho provato a tirarle su, alcune non riuscivo, sono talmente piccole. Quel polistirolo è indistruttibile. È un materiale che deve essere, ho sentito pochi giorni fa un convegno della Wärtsilä, curato dalla Wärtsilä, la grande industria di di navigazione, diciamo, che si occupava di mare, di ambiente marino, e ci sono un centro di ricerca vicino a Trieste che studia materiali alternativi naturali, biopolimeri, cioè usare i materiali naturali che possono essere decomposti al posto del materiale fatto dal petrolio, che è decomponibile, non decomponibile. Quindi al posto del polistirolo bisogna cominciare a usare qualcos'altro, oppure non usare più il polistirolo. C'è una sperimentazione a Monfalcone da poco di cassette in plastica rigida riciclata, che probabilmente non possono degradarsi così facilmente, così velocemente come il polistirolo. Posso dirti una cosa? Certo, sì, però tenete conto che adesso in questo momento tutti i pescatori d'Italia e probabilmente del mondo usano le cassette di polistirolo. Se andate in pescheria, vedete, quelle roba lì fanno finire alla fine da qualche parte nell'ambiente. Questi sono gli esempi, poi guarda, le quantità di 200 tipi, c'è di tutto, vestiti, costumi da bagno, giocattoli, qualche siringa anche, ma non tantissime. Poi ci sono bottiglie infinite, tutti i tipi di bottiglie, tutti i tipi di tappi, gli anelli dei tappi, ma c'è una qualità spaventosa di prodotti. Tutto quello che noi abbiamo va a finire là dentro, ecco. E poi galleggia, quello che galleggia va in spiaggia e il resto va a fondo, e quello non lo vediamo perché... Certo, grazie. Ma una delle domande paradossali che pone è: ma mangeremo sogliole o plastica? Cioè che in sintesi... Adesso qualcuno mangiava, non sappiamo. Scusa, posso un attimino interromperti? No, perché mentre parlavi, no? Chiaramente tu ti rivolgi alla consapevolezza, alla gente che deve cambiare abitudini. In questi giorni mi sto parlando, leggendo, insomma, resoconti anche di... sempre legati alle problematiche ambientali, di quanto la gente comune nel quotidiano può scegliere. Quante cose ci entrano ormai dalla finestra silenziosamente a livello di materiali, e noi, prima di avere la consapevolezza di che cosa siano quei materiali, già il disastro è avvenuto. Quindi posso
fare così una provocazione, tu che sei dentro, io sono profana di questi argomenti, ma li vedo come cittadina consumatrice, è da auspicare alla fine un arresto di quella che è l'invadenza del mercato nell'etica. Cioè, perché io penso che proprio per riallacciarci a quelli che sono i nostri problemi di crisi dei valori uguali quasi, crisi dei valori uguali disastro ambientale. Ma ho avuto l'impressione che noi, naturalmente dobbiamo continuare, carità, non voglio dire, visto che ci arrivano dall'alto le cose, però effettivamente moltissimi materiali continuano ad arrivarci silenziosamente dalla finestra e noi, prima che ne abbiamo consapevolezza, il disastro è già avvenuto. Concordi? Sì, no. E basta andare in qualsiasi supermercato e vedrai che tutto è imballato, tutto è pieno di imballaggi, per cui hai un problema. Però ci sono le alternative. Adesso a Trieste ancora no, ma per esempio qui oltre il confine in Slovenia ho visto un bar del supermercato, un Despa, che ha dei sacchetti delle reti o dei sacchetti anche di plastica però riusabile, e puoi pesarli, hanno calcolato la tara, puoi pesarli e mettere l'etichetta sopra e riusarli, cosa che pare che in molte altre parti d'Europa del mondo si fa. Da noi ancora non è parte, a Trieste non l'ho visto, forse voi l'avete visto, è tutto un modo per ridurre i famosi sacchetti usa e getta che vengono comunque, anche se riciclabili, comunque durano parecchio, no? E costano, no? Quindi dei contenitori, delle sporte, diciamo, in cui tu puoi mettere l'etichetta, pesarli e comprarli in negozio senza che ti corrono dietro dicendo cos'hai rubato, no? Ecco. Cioè metodi di consumo diversi, oppure puntare molto sui piccoli mercatini, che è difficile ovviamente perché tutti vanno dove trovano il negozio più vicino a casa, però mercatini, produttori diretto, gruppi di acquisto, produzione biologica eccetera, che magari riesce ad avere dei prodotti che non devono essere proprio, no? In Giappone c'è il frutto confezionato singolo, no? Per questione di prestigio eccetera, che costa tantissimo, però siamo a quel modo lì, ormai tra un poco trovi anche la banana tagliata a pezzi confezionata e siamo a quei livelli ormai, no? Cioè, cose che sono assolutamente assurde. Non bisogna abbassare la guardia. Se uno ha fretta, non ha tempo, non ha soldi eccetera, viene costretto a prendere queste cose, bisogna creare una condizione anche con pressione dei consumatori e anche pensando alle conseguenze, poi chi pagherà lo smaltimento di queste cose, no? E quindi si può fare tante alternative, però ovviamente chiedono un impegno, no? Non è proprio automatico. Ecco, passando da ambiente a architettura, Monica, un dato, ecco, che mi ha colpito nel suo saggio, e lei cita il caso di Copenaghen, parliamo di mobilità sostenibile, no? E a Copenaghen oltre il 60% dei cittadini non usa l'automobile, 60%, ecco. Diciamo, ecco, ci sono quindi degli ambienti urbani che sono diventati terreno fertile per offrire anche delle azioni sperimentali alternative che comunque ci indicano un cambiamento di rotta e non da poco. Ecco, come si interviene, tornando in Italia, come si interviene negli spazi cittadini per favorire una mobilità sostenibile e quali sono gli esempi virtuosi, qualche esempio virtuoso nel nostro paese, senza andare a Copenaghen, magari con una percentuale un po' inferiore. Abbiamo citato Copenaghen, che sì, insomma, molti paesi del nord, diciamo, hanno adottato queste politiche, e sottolineo la parola politiche, nel senso che, come si parlava sul tema ambientale, inquinamento, eccetera, certo ognuno di noi può fare molto, però è molto importante che ci vengano poste queste prospettive, cioè ce le vengano date, in qualche modo ci venga comunicato che è possibile, e quindi questo motiva chiaramente le persone a comportarsi in un certo modo. In Italia ci sono anche esempi virtuosi, però l'Italia è un paese molto frammentato dal punto di vista delle politiche, cioè abbiamo politiche ambientali scarsissime. Diciamo che la politica italiana non considera l'ambiente, la politica ambientale, come fondamentale per la sua economia e per il suo benessere. Cioè deve scattare questa cosa qui, perché la politica ambientale significa anche economia, posti di lavoro, nuovi tipi di aziende, significa veramente una filiera tutta da attivare, no?
E nel nostro, diciamo, comunque ci sono aree, ci sono sperimentazioni, e dicendola in un modo forse molto, quella che forse abbiamo molto di più sotto gli occhi, è la grande spinta verso il turismo fatto con la bicicletta, cioè le grandi vie adesso, i grandi percorsi che vanno dal nord Europa al sud, che vengono fatti. Le Greenway sono sostanzialmente dei grandi percorsi ciclabili che portano effettivamente grande economia e un grande cambiamento, diciamo, di modo di viaggiare, perché questo significa veramente una 360 gradi, significa non pensare più il viaggio come partire da un punto per arrivare a un altro, ma veramente un percorso e un processo. E questo è avvenuto in pochissimo tempo, perché io mi ricordo intorno i miei genitori mio papà è pugliese, e io mi ricordo fino a 4-5 anni fa, quando si andava in Puglia, non c'era nessuno che usava la bicicletta, e se giravi in bicicletta ti chiedevano se avevi rotto la macchina, no? Cioè, ti è successo qualcosa, hai bisogno di aiuto. E adesso invece si vedono arrivare le persone attrezzatissime con la bicicletta, il casco, eccetera, quindi diventano anche queste delle vie, dei percorsi, no? Ecco, il mercato da questo punto di vista spinge verso questo, e ci vuole anche la spinta del mercato. Io vedo questo, poi ci sono delle sperimentazioni anche singole, cioè anche nel Veneto e in Alto Adige, mezzi di trasporto elettrici o integrati, nel senso che tu con un biglietto puoi andare dal treno al bus, eccetera. È sicuramente una politica sulla mobilità che aiuta l'ambiente, è quello di creare dei mezzi di trasporto integrati. E questo già è una spinta enorme per il consumo di un certo tipo di... perché ormai farsi ore e ore in coda in macchina non piace più a nessuno. Quindi... Sì, ci sono. Grazie. Allora, torniamo alla questione femminile. Gemma, l'avvocato Gemma Bracco, allora diceva prima, citava prima il trattato di Lisbona, sì, ok, del 2000, e appunto che prevedeva, dava, diciamo, il là per fare da volano nell'arco di un decennio per favorire l'occupazione femminile a livello europeo. Come dire, stimolo che forse, questo pungolo che forse in Italia, da come ha descritto prima la situazione, sembra essere scivolato, un po' inascoltato. Ecco, come può l'Unione Europea, adesso noi arriviamo, sono appena state le elezioni, no? Quindi siamo freschi di elezioni europee, cosa fa l'Unione Europea per come dire, favorire anche un maggiore sviluppo della parità di genere e del lavoro femminile in Italia? Come dire, cosa ci può, quale via virtuosa, ecco, quale soluzione un po' ci può proporre? Il trattato di Lisbona però è anche una convenzione, perché i trattati sono per materia giuridica, sono convenzioni. L'Unione Europea in questo momento ha molti problemi, noi, ecco, non voglio adesso parlare di politica, però è necessario come premessa brevissima. Anche perché non ha mai fatto delle politiche veramente, come dire, invasive nelle varie legislazioni dei vari Stati membri, perché si è trincerata dietro a una unione economica che invece non ha visto, secondo me, negli ultimi anni, almeno 15-20 anni, quindi non anni, ma parlo di, ecco, diciamo, dalla fine degli anni 90 ad oggi, quelle che erano le vere opportunità dell'Unione Europea, cioè quelli che erano i trattati fondativi dell'Unione Europea, appunto dal Trattato di Roma a quello di Maastricht, che sono stati i due trattati fondamentali, modificato poi con la Convenzione di Dublino e quella di Lisbona, che poi sono le 4 tappe fondamentali. Però l'Unione Europea, tutti pensiamo a quella che ci mette, come dire, il 3% tra debito e PIL, ma non è così, perché l'Unione Europea, i trattati fondativi, nella loro parte iniziale, hanno una serie di principi, è un po' come la nostra Costituzione, no? La prima parte parla di principi, la seconda parla invece degli obiettivi, delle istituzioni
convenzioni e anche i trattati istitutivi dell'Unione Europea. Cioè, l'Unione Europea, per esempio, bandisce la pena di morte, tant'è che è stata abolita in Francia e in Inghilterra recentemente, nel 1980, adesso non vorrei dire, cioè recentissimamente, cioè fa quasi impressione questa cosa. E appunto abolisce le oligarchie, i totalitarismi. Questo che vuol dire che nel territorio dell'Unione non ci saranno più il nazismo, il fascismo e egemonie totalitarie che hanno disfatto i popoli e gli stati. Quindi partiamo dalla idea appunto dell'Unione che deve essere di proposta agli stati e appunto pensando che sia una proposta che viene da una struttura che è super stati, per poter garantire anche in Italia il rispetto di certi principi, che sono quelli appunto dell'occupazione femminile giusta, che sia almeno il 50%, non voglio dire il 60%, almeno il 50%, ma soprattutto che sia un'occupazione degna anche della ambizione delle persone. In Italia non soltanto non c'è il lavoro, ma non c'è un lavoro stabile, sicuro, tale per cui uno ha ambito anche come livello, diciamo, di studio, che può essere la laurea ma anche una scuola professionale. Quindi io partirei da lì, cioè dal valutare questo come opportunità, e ciò non è stato fatto perché i trattati e le convenzioni sono rimaste spessissimo inattuate. Una per tutti, quella sulla diciamo, la parità retributiva. Parità retributiva che è sancita nei trattati, è fra uomini e donne, deve essere istituita in tutti gli stati membri, ma così non è, perché è vero che è un problema a livello mondiale, però è vero che in Italia è altissimo, siamo intorno, c'è un gap fra uomini e donne di 35-40%, vuol dire che parità di mansioni le donne percepiscono uno stipendio inferiore del 35-40%. Questo veramente è una discriminazione che non può essere giustificata in alcun modo. Quindi partire appunto dal rispetto delle norme per poter migliorare anche la vita di tutti noi quotidianamente, uomini e donne. Quindi tanto si parlano di legalità, ma legalità, andando, come dire, facendo anche un passo indietro, è il rispetto delle norme, dei principi base, e questo a livello culturale prima di tutto, di consapevolezza. Daniela Buranello, ecco, terminiamo. Allora, il ruolo, parlava prima del ruolo della scuola, perché un po' è il punto di approdo, no, di questo viaggio del libro Futuramente, vede nei giovani non tanto, cioè proprio la speranza, ecco, sembra quello che sembra diventato in questo, come dire, partendo dalla crisi, dalle situazioni di crisi, però la speranza c'è, il punto di approdo c'è e sono i giovani. Proprio in sintesi, il ruolo della scuola oggi nel credere, nell'investire nei giovani, nel dare fiducia ai giovani, nel dare non solo competenze, ma nel dare, come dire, anche un passaporto, no? Per il futuro. Visto che c'è anche poco tempo, io lo assumerei proprio in 2 parole: educare alla speranza. Penso che sia questo il ruolo che ha il docente, e in questo, non a caso, alla fine del mio intervento ho allegato una catechesi di Papa Francesco, che oggi forse è una delle, direi l'unica, ma poi non voglio dirlo per rispettare anche l'opinione degli altri, però è una parola di grande senso, non solo religioso naturalmente, ma laico, a cui dovremmo ispirarci, a mio parere. Proprio perché in questa catechesi parla proprio della speranza, e quindi si rivolge a tutti gli uomini e le donne, e anche alle nuove generazioni, proprio di credere ancora negli ideali che sono quelli dell'uomo, cioè quelli che dicevamo prima, cioè la riscoperta della nostra umanità, che spesso, cioè, noi siamo e a volte cerchiamo il senso della vita, e questo ci crea molte difficoltà. Di una società in crisi, vediamo nella cronaca che cosa succede, quindi disagio molto diffuso.
ma in realtà è la vita che in sé ha il senso, non è che dobbiamo dare un senso alla vita, è la vita in sé che il senso ce l'ha, e quindi la riscoperta della nostra umanità, degli aspetti che purtroppo in una società l'abbiamo detto, insomma, abbiamo detto tutto, dallo sfruttamento delle risorse, all'individualismo, all'egoismo, che educa, non educa, ma sì, effettivamente è così, sembrano prevalere questi aspetti e invece non è così. E quindi noi abbiamo questa responsabilità come adulti, come educatori, come genitori, come docenti, come professionisti, insomma, come uomini e donne che viviamo nella società. Grazie. Allora, terminato il nostro secondo giro di domande, e possiamo aprire, ecco, così le danze anche, diciamo così, gli interventi di voi dal pubblico. Ecco, se avete delle domande per i nostri coautori. Sì, scusi. Buongiorno a tutti. Intanto ringrazio